È stato travolto da un treno mentre camminava sui binari, è quanto emerge dalle indagini sulla tragedia in cui un 25enne ha perso la vita sabato notte a 2 passi dal Vega, salvo l'amico già dimesso dall'ospedale. In 24 anni di servizio ne ha lavorati solo 4. La Cassazione ha destituito dal servizio una professoressa di storia e filosofia per totale inettitudine, si legge nella sentenza. A Jesolo torna la movida violenta, maxi rissa tra 20 giovani nella notte in piazza Mazzini, la rissa verso le 3 del mattino per futili motivi, sequestrati 60 grammi di hashish. 17 furti in attività commerciali, 9 furti di auto, 4 assalti a supermercati in 3 mesi. La banda di Predoni, sgominata dai carabinieri, aveva compiuto colpi in tutto il Veneto, compresa Venezia. Ritiro della patente e denuncia per un camionista ucraino scoperto dalla polizia a guidare un tir in tangenziale a Mestre con un tasso alcolemico 6 volte sopra il livello consentito. Paura per i 208 passeggeri del volo British Airways diretti a Londra, costretti ad un atterraggio d'emergenza a Tessera. L'aereo era partito dalla città croata di Dubrovnik. Statuto speciale e meno tasse per chi vive a Venezia. Oggi sono previste dall'articolo 119 della Costituzione. Il Movimento Venezia Autonoma invita la politica a rendere effettiva una riforma che rilancerebbe la città. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti i fatti in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni lunedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino che torna anche questa sera a partire dalle 21:15 su Antenna 3 all'indomani del congresso della Lega. Vi chiediamo, ora c'è un rischio di scissione? Se sì, il numero è quello in verde 0422 1626 691, se no quello in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre gratuita. L'esito del sondaggio questa sera a Ring, sullo sfondo ovviamente il congresso di Padova di sabato. E veniamo alla cronaca, alla tragedia nella notte tra sabato e domenica sui binari della ferrovia a Mestre, dove è morto un ragazzo di 25 anni. Le indagini sono serrate. Manuel, questo il suo nome, stava camminando, sembrerebbe, lungo i binari. È stato dimesso dall'ospedale all'Angelo già nella tarda mattinata di domenica. Il 23enne veronese è rimasto ferito sabato notte mentre attraversava i binari sulla linea Venezia-Mestre in via Paganello a Mestre. Fortuna ha voluto che non venisse travolto dal treno, ma soltanto sfiorato. È caduto, riportando alcune ferite ed escoriazioni ad un braccio, sebbene non di grave entità. Destino avverso e dal tragico epilogo invece per l'amico 25enne cosentino che era con lui. È stato proprio qui che Manuel Tripargoletti non ha avuto scampo, travolto nel momento esatto in cui ha attraversato il cancello, con il corpo recuperato successivamente dai vigili del fuoco, incastrato tra il muro e la canaletta in cemento armato. Stavano camminando entrambi per raggiungere uno sportello bancario per prelevare del contante. Per questo avevano deciso di parcheggiare l'auto grigia proprio a ridosso dei binari e di attraversarli a piedi. Pensavano di far prima. E quanto avrebbe raccontato a vigili del fuoco e sanitari proprio il 23enne veronese nelle prime fasi dei soccorsi. A tradirli nel momento del loro passaggio l'arrivo in contemporanea del convoglio del regionale diretto a Venezia. Inutile ogni tentativo del macchinista di evitare l'impatto. Il 25enne è stato travolto in pieno e con lui tutti i suoi sogni di insegnante di ginnastica, con in tasca la laurea in scienze motorie conseguita soltanto 3 anni fa all'Università di Catanzaro. Ora Chioggia per una vicenda che fa indignare e discutere. Lei è Cinzia Paolina De Lio, 56 anni, per tutti la professoressa assenteista di storia e filosofia che in 24 anni di servizio ne ha lavorati soltanto 4. Per questo la Cassazione l'ha destituita dal servizio per totale inettitudine, si legge nella sentenza. Vicenda conclusasi con la rimozione decisa dal MIUR. Nei 10 anni di cattedra ottenuta al liceo veronese di Chioggia, praticamente nessuno tra i professori dice di ricordarsela, ad eccezione della dirigente scolastica che l'ha segnalata al provveditorato prima e al Ministero poi, e degli studenti che l'hanno conosciuta nei soli 4 mesi di presenza. Lei oggi è diventata un caso mediatico nazionale e la domanda che in tanti si pongono è:
Come è stato possibile accumulare tante assenze senza che venisse applicato il contratto collettivo nazionale, anche con la sola regola del famoso comporto, che conteggia il periodo di malattia oltre il quale scatta il licenziamento? L'unica riflessione che posso fare è che i lavoratori della scuola, come tutti i lavoratori, seguono le regole che derivano da un contratto nazionale, per cui tutte le assenze devono essere certificate o devono essere autorizzate dal dirigente. Quindi un'assenza così prolungata di 20 anni su 24 risulta quantomeno poco comprensibile, a mio avviso. E se il ministro Valditara richiama alta dignità del proprio ruolo, lei, la prof assenteista, si difende. Vicenda unica e surreale, la mia, dice, ma intanto non rilascia alcuna dichiarazione alla stampa. Lo farà quando rientrerà dalle vacanze al mare, sembra, nella sua casa calabrese. Poi, da giornalista qual è, sostiene sempre la stessa, saprà cosa dire al momento debito. Meglio intanto rilassarsi tra sole e mare. Maxi e rissa a Jesolo, ancora una volta, teatro Piazza Mazzini, coinvolti 20 ragazzi, ma arriveranno, dicono dall'amministrazione comunale, i rinforzi. A Jesolo è tornata la movida violenta con la maxi rissa nella notte appena trascorsa in Piazza Mazzini, che ha visto coinvolti 20 giovani, dove sono volati pugni, spintoni e pure qualche bottiglia. La rissa verso le 3 del mattino per futili motivi. I ragazzi dapprima hanno cominciato a lanciarsi insulti e irripetibili improperi, poi hanno alzato le mani iniziando a spintonarsi. Non sono stati segnalati fortunatamente feriti. L'allarme lanciato immediatamente dai passanti. Sul posto subito dopo i carabinieri di San Donà di Piave, ma al loro arrivo i giovani si erano già dileguati. Nel frattempo gli agenti della polizia locale, il personale adibito ai servizi antidroga con l'ausilio dell'unità cinofila ha provveduto anche al sequestro di circa 60 grammi di hashish, oltre ad alcuni grammi di marijuana e cocaina. I responsabili segnalati alla prefettura e denunciati all'autorità giudiziaria, comminate sanzioni amministrative per 400 euro. Il Comitato per la Sicurezza invoca durezza e attende rinforzi, e così l'Associazione degli Albergatori, che propone tuttavia una soluzione alternativa. Io credo che portare un altro tipo di, passatemi il termine, utenza in Piazza Mazzini sia la vera sfida e la vera strada che ci porterà alla vittoria. Vi faccio un esempio veloce giusto per non tediarmi. L'altra sera avevamo Vincenzo Schettini, il maestro professore di fisica della fisica che ci piace, in Piazza Mazzini volutamente, con centinaia di persone sedute, con bambini seduti davanti al palco, all'ascoltare un professore che parlava di fisica in Piazza Mazzini. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo dare. Operazione dei carabinieri di Piove di Sacco, sgominata una banda di predoni dall'est Europa, colpivano in tutto il Veneto, compreso il veneziano. L'auto sfonda la porta del negozio, poi l'azione fulminea ripresa dalla telecamera. I ladri entrano e fanno razzia. Quando non utilizzavano le auto come arieti, sfondavano le vetrine a colpi di martello o tagliavano le saracinesche ed entravano dai pertugi. 17 furti in attività commerciale, 9 furti di auto, 4 assalti a supermercati. In 3 mesi la banda di predoni, sgominata dai carabinieri di Piove di Sacco, ha compiuto colpi in tutto il Veneto, da Padova a Verona, da Venezia a Treviso, passando per Vicenza. Si sono spinti anche in provincia di Pordenone. In carcere un 40enne moldavo ritenuto essere il capo della banda e un 25enne romeno. Obbligo di dimora per un complice moldavo e per 2 donne sempre moldave che facevano la guardia al covo della banda trovata a Sant'Angelo di Piove nel Padovano. L'indagine è partita dopo il furto di 3 veicoli in una concessionaria di Cittadella e in una ditta di Casale sul Sile. I carabinieri hanno ricostruito i movimenti della banda grazie al monitoraggio delle targhe delle auto rubate. L'indagine parte dal monitoraggio di alcune vetture rubate che ci risultavano apparire sui lettori targhe e che venivano sempre anticipate o precedute da delle macchine pulite che venivano usate appunto in esito ai furti d'appoggio. Da ottobre a dicembre 2022 i furti si sono susseguiti. Obiettivi preferiti: stazioni di servizio, tabaccherie e supermercati, come il colpo in un alimentare di Fiesto d'Artico dove hanno sradicato la cassa automatica. La banda si spostava anche fuori regione. Per 2 volte in provincia di Arezzo ed in provincia di Verona. Una volta hanno abbandonato la macchina in autostrada scappando a piedi tra le corsie
e in una successiva occasione hanno abbattuto la barriera autostradale, finendo poi la corsa gettandosi nelle acque del fiume Mincio. Il 40enne moldavo è stato fermato ad Asti. Il covo, individuato a Sant'Angelo di Piove, era presidiato da 2 donne che avevano il compito di smerciare la refurtiva. I carabinieri all'interno hanno recuperato oltre 10.000 pacchetti di sigarette, migliaia di gratta e vinci e merce rubata per 150.000 euro. Recuperate e restituite ai legittimi proprietari anche 14 auto. L'alcol test a un camionista ucraino fermato dalla polizia lungo la tangenziale di Mestre ha riscontrato un tasso alcolemico superiore a 3,20 grammi per litro, ben più di 6 volte il limite consentito se fosse stato alla guida di un'autovettura, ma ancora più grave in conducenti professionisti, per il quale non è prevista alcuna soglia di tolleranza. Ad attirare l'attenzione degli agenti è stata l'andatura incerta e con una guida poco sicura con cui procedeva l'autoarticolato polacco di cui era alla guida. I fatti risalgono a giovedì scorso. Oltre a essergli stata ritirata immediatamente la patente, il conducente è stato denunciato e il tir è stato temporaneamente affidato al soccorso stradale per la custodia. Così dunque lungo la tangenziale di Mestre. Poco distante a Tessera un atterraggio d'emergenza al Marco Polo nella giornata di ieri. Paura per i 200 passeggeri del volo British Airways diretti a Londra, costretti ad un atterraggio d'emergenza a Tessera. È accaduta domenica scorsa, verso le ore 13, la disavventura a lieto fine al volo partito dalla città croata Dubrovnik e diretto nella capitale inglese. Alcuni problemi tecnici, infatti, hanno costretto un aereo della compagnia di bandiera britannica ad atterrare, loro malgrado, all'aeroporto Marco Polo di Venezia. La corretta gestione dell'emergenza, a partire dal coinvolgimento diretto dei passeggeri in accompagnamento alla discesa fuori programma, ha consentito il successivo approdo alla meta d'oltremanica su altri voli, con inevitabili disagi alla circolazione. Circa l'avaria all'aeromobile, pare che il volo della compagnia aerea del Regno Unito abbia avuto un guasto al motore presto risolto. La vicenda, oltre allo spavento, non ha tuttavia causato danni alle persone. I temi del lavoro: continua lo stato di agitazione dei lavoratori Isolfin e Human Gest, ditte in subappalto a Fincantieri a Marghera. Oggi i lavoratori Fion, Filce, Menidil, CGL hanno scioperato e manifestato in un corteo di protesta lungo l'intero perimetro dello stabilimento contro i 30 licenziamenti di questi giorni e i rimanenti 50 lavoratori che si sono visti rinnovata la missione per solo una settimana. Domani la convocazione dal prefetto alle ore 11. Statuto speciale e meno tasse per chi vive a Venezia oggi sono previste dalla Costituzione grazie alla recente modifica dell'articolo 119. Il movimento Venezia Autonoma invita la politica a rendere effettiva una riforma costituzionale che potrebbe rilanciare la città. La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove gli svantaggi derivanti dall'insularità. In questa mezza riga inserita nell'articolo 119 della Costituzione in una riforma del novembre 2022 potrebbe esserci la salvezza di Venezia. Se venisse applicato, questo comma è infatti potenzialmente in grado di sanare tutte quelle difficoltà che finora hanno penalizzato l'economia e la demografia cittadina. Questo significa che la norma sul federalismo fiscale, che prevede autonomia per le funzioni che devono essere svolte in regioni, province e comuni rispetto alla fiscalità dello Stato, ha un'attenzione particolare alle isole. Quindi tutto quello che noi chiedevamo di poter avere in deroga dalla fiscalità generale a favore di Venezia, oggi come oggi può essere attuato nel rispetto della Costituzione e del principio di eguaglianza. Nel 1973 la legge speciale per Venezia fu emanata non solo a tutela della laguna, ma anche del suo tessuto socio-economico. Mezzo secolo dopo, però, persino in un paese come il nostro è difficile trovarsi di fronte ad un fallimento maggiore. Ecco perché ora che le circostanze lo permettono, qualsiasi riscrittura di quella legge non può che partire da lì. Possiamo sicuramente, attraverso l'articolo 119, chiedere una fiscalità agevolata per attrarre nuovi residenti e imprese di qualità. Questo con una legge dello Stato. Lo strumento fiscale, e nella nostra proposta di legge c'è questo strumento fiscale, sono delle esenzioni per attirare coloro che vogliono fare attività di impresa a Venezia, avendo però questa riduzione di costi di gestione che altrimenti li svantaggerebbe, li farebbe restare in terraferma. La palla passa ora alla politica. I professionisti del Movimento Venezia Autonoma sono pronti a collaborare in un ambito normativo assolutamente favorevole. Ci sono anche le normative comunitarie.
le normative comunitarie che riconoscono l'esigenza di agevolazioni e vantaggi fiscali alle regioni in difficoltà, le regioni che hanno ad esempio nella natura, nella morfologia dei luoghi, delle situazioni di svantaggio che devono essere recuperate e riconosciute a livello comunitario. Ritorniamo a Venezia subito dopo la pubblicità, fra poco. Ritorniamo in diretta e ritorniamo a Venezia per occuparci del Laguna Pride di sabato. Per gli organizzatori un successo. Laguna Pride abbiamo parlato di tanti temi e è iniziato un percorso che non finisce per nulla qua. Continueremo a lottare, continueremo a parlare di transfemminismo, di persone LGBT, di queerness e lo faremo con gioia e con rabbia come l'abbiamo fatto oggi. C'è stata una partecipazione ampia alla Laguna Pride. Venezia è stata pacificamente invasa da una folla colorata che ha attraversato in corteo parte della città, iniziando dalla stazione ferroviaria e finendo alla fondamenta delle Zattere. Una risposta che è andata oltre le aspettative degli organizzatori. È un momento in cui le persone hanno voglia di attraversare le piazze, scendere in strada, far sentire la propria voce, creare momenti di solidarietà, di sorellanza e fratellanza, oltre appunto le differenze, oltre alle condizioni personali. A Venezia poi c'è una motivazione in più, quella di una città sfregiata da uno spopolamento senza precedenti, in cui ad alzare la testa sono stati i più giovani. La riva di oggi ci dimostra che questa città è piena di giovani, che si sono mossi dalla provincia alla città, ma anche tanta gente che vive e attraversa questa città, studenti e studentesse delle superiori, dell'università. Cioè è davvero un momento che ci riempie di gioia. La battaglia del Pride per i diritti civili riparte da una manifestazione in cui è stato posto l'accento sull'annullamento degli atti di nascita dei figli delle famiglie omogenitoriali a Padova, ma non solo. Vogliamo chiedere un lavoro, diritti sul lavoro, una salute accessibile per tutti, per persone trans, per donne, consultori aperti a tutti. Anche l'educazione è un tasto molto importante per il Laguna Pride, ne abbiamo parlato tanto durante il corteo, durante il palco. Bisogna che le università e le scuole si svecchino e che finalmente insegnino il pensiero critico. Da Venezia e provincia è tutto anche per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Anticiclone delle Azzorre sul nostro territorio. Il nostro paese verrà però raggiunto da alcuni impulsi instabili. Vediamo dove, in particolare nel dettaglio di martedì 27 giugno. Sul Veneto avremo iniziali tratti di sereno alternati ad annuvolamenti crescenti. Dalle ore centrali probabilità in aumento di locali precipitazioni in montagna che entro la serata potrebbero poi espandersi fin verso le pianure limitrofe. Caldo moderato con temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime comprese tra i 28 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo condizioni piuttosto variabili, anche un po' di più, con sole a inizio giornata, a seguire addensamenti e rovesci sparsi, meno probabili sulla costa ma non del tutto esclusi. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 28-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà molto soleggiato al mattino, poi al pomeriggio, come ci mostra la grafica, avremo rovesci e temporali un po' ovunque. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime sui 31-33 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.